Pronti? 1, 2, 3. Buono l'allineamento, praticamente Antonio Boccino non riesce a partire e va davanti Vamos OP. Vamos OP subito leader, mentre all'esterno c'è Zulu Egral che cerca la Numero sistemazione. 7 Cidrosodina Oil Si ritira invece squalificato. Antonio Boccino e si è accodato in quarta posizione Universo Jet, preceduto da Delise TC. Se ne vanno i primi 400 metri di gara, in vantaggio c'è Vamos OP, 31,1 i 400. In seconda posizione si è accodato Zulu Egral che precede Delistici, mentre all'esterno avanza ora Universo Jet che ha lasciato la quarta posizione in corda dopo 500 metri di gara e ora al completamento dei 600 in 48,5 cerca di avvicinare Vamos OP. Avanza Universo, raggiunge ora Zulu Egral in seconda posizione e si trascina Azzurra Tab. Lungo la corda invece viaggia Delistici in terza posizione. Al largo c'è poi Azteca Dimar che copre Doki Doki. I cavalli hanno affrontato i primi 800 metri di gara con un primo chilometro sul piede dell'1,20 scarso. Primi 800, il chilometro da 1,19,2. Insiste all'esterno Universo, ma Vamos reagisce accelerando. Vamos e Universo alle prese, prendono vantaggio a 400 dalla conclusione. Il parziale più svelto ora in 14 secco da parte di Vamos OP. Universo Jet rimane lì al sediolo. Universo Jet insiste nel suo attacco a Vamos OP che prova a resistere con le unghie e con i denti, entra addirittura d'arrivo ancora con una lunghezza scarsa di margine. Attacca però Universo Jet, Vamos da fondo a tutte le proprie energie, come anche Universo che spinge a centropista finale con Vamos OP che si difende fin sul palo e vince su Universo Jet, mentre per il terzo è da vedere, forse Delistici riesce a spuntarla, 1,17,2 il ragguaglio conclusivo. Vamos OP ritorna al successo così, Andrea Vitaliano in percorso di testa con il preferito cliché di corsa di testa con i nastri. Sfila subito al comando e regge le bordate di Universo Jet che ci ha provato in tutti i modi, ma nel finale deve cedere all'avversario. Al terzo posto dovrebbe essere il numero 3 di Delistici, ma aspettiamo ovviamente la eventuale fotografia. La vittoria invece non sfugge a Vamos OP che ritorna dopo tanto tempo al successo. Andrea Vitaliano in salchi e al training per conto di Vincenzo Vitaliano.